Allora, seconda puntata di questo ciclo di Quaresima di Fede perché no. Ben trovato Don Ettore Mannati. Grazie del contatto. Allora, Don Ettore, facciamo un discorso, se crede, più pratico, nel senso, digiuno, preghiera e carità, che sono tre dei pilastri, diciamo così, della vita quaresimale. Come si possono tradurre concretamente nella vita di tutti i giorni, che siamo costretti ad affrontare, cioè sempre di corsa, senza tempo per la riflessione? Ecco, dunque, il digiuno potrebbe essere anche letto, a parte il digiuno legale, cioè come la Chiesa ce lo presenta, di una certa dimensione di aspetto, non ecco, cercare di gozzovigliare, ma il digiuno è la sobrietà della vita, a mio avviso. L'uomo d'oggi, coinvolto in tante preoccupazioni di famiglia, di lavoro e di relazionalità, ha bisogno anche di una sobrietà, cioè una scelta di ciò che è necessario e non di quello che è semplicemente un accidens. Quindi ritrovare il senso, ad esempio, all'interno della famiglia, di occuparsi di più del rapporto con la propria sposa, con il proprio marito, con i propri figli, quindi digiunare un po' dalle quelle che sono le attenzioni verso il di fuori della tua famiglia, digiunare all'interno della sobrietà della vita cristiana, cioè lasciare da parte quelle che possono essere le varie tentazioni di vivere un discorso meramente ritualistico, ma entrare nel mistero. Digiuno anche, ad esempio, nella sobrietà del mondo del lavoro, cioè fare in modo che il mio lavoro non abbia ad essere danneggiante per gli altri, cioè praticamente una vita sobria nei confronti dell'essenziale. Questo potrebbe essere il digiuno quaresimale, e anche digiunare un po' da certe curiosità che possono essere le curiosità dei computer, ma anche le curiosità delle realtà epidermiche che veniamo ad avere dai giornali, ma anche dai telefonini. Quindi una sobrietà di vita dove l'essenziale è quello che mi preoccupa e mi occupa. Quindi digiuno così. Poi preghiera. Beh, certo che è necessario scoprire la dimensione del rapporto con il divino attraverso quella che è la confessionalità di ciascuno, il cattolico, il riformato, l'ortodosso, eccetera, e anche però, diciamo, la preghiera nei confronti di chi sente il bisogno di capire che la dimensione materiale non è il tutto per l'uomo. C'è l'aspetto affettivo, ma c'è anche l'aspetto della coscienza. L'ascoltare la propria coscienza diventa un offrire una offerta di valorialità. La preghiera è lode, sì, è adorazione, è ringraziamento, ma essenzialmente è presa di coscienza mia nei confronti del totalmente altro. L'uomo deve riconoscersi realtà penultima e quindi il contatto con la realtà ultima, la quale non può essere relegata nella dimensione del materiale, ma qualcosa che va oltre. Basterebbe prendere i primi filosofi anche presocratici che ci danno l'idea della necessità del rapporto tra la dimensione della materialità e qualcosa che deve tornare poi e che è oltre la dimensione della materialità. Quindi la preghiera ci pone di fronte a una relazionalità che va, diremmo, oltre la siepe della materialità e mi trova a colloquiare, ecco, per chi crede, con colui che è il totalmente altro, cioè Dio, attraverso però una mediazione, che è la mediazione cristica. Quindi nella preghiera della Quaresima la gestualità cristica diventa magisteriale per noi. Quindi anche Cristo nel Getsemani, per affrontare, diciamo, la sua
vocazione, il progetto per il quale lui è entrato nella storia dell'uomo, prega. È una preghiera vera, drammatica, la paura e poi la speranza. Quindi il cliché, diciamo, della preghiera quaresimale è il Cristo nel Getsemani, dove l'Evangelista Luca, al capitolo 22, ci dice come è entrato in questo rapporto. Si allontanò, ecco il discorso del digiuno, si allontanò, si inginocchiò, riconosce la dimensione del Padre, del Divino, e poi ecco, si pregò, cioè si pone in colloquio. Questo dovrebbe essere, diciamo, il cliché della preghiera quaresimale, allontanarci dalle realtà di banalità, anche da un certo devozionismo, lasciarsi accompagnare dalla parola di Dio, dalla liturgia, e poi affidarsi al mistero del rapporto uomo-Dio. E la Poi carità, c'è la carità, sì. e la carità è essenzialmente aiutare, c'è la carità materiale, quella è molto più facile, ma c'è anche la carità spirituale, aiutare chi è alla ricerca della verità di trovare questo silenzio interiore nell'ascolto della propria coscienza e mano nella mano ritrovare il senso dell'uomo, imago Dei, cioè realtà per ultima, come dicono i filosofi, che ricercano la luminosità della relazionalità tra realtà per ultima e realtà ultima. Questo sarebbe così un consiglio un po' diverso di quello che possiamo sentire dai vari pulpiti, ma questa è una dimensione di una lettura antropologica completa e situazionata nel nostro oggi. Grazie Don Ettore per questo viatico per affrontare questo periodo. Ci vediamo la prossima settimana. A presto. Grazie a tutti, arrivederci.